La segreteria nazionale che prende le distanze, la sezione di Rovigo che non ha idea di chi possa aver pubblicato quel post, il presidente del Veneto Luca Zaia che dice a tutti capita di sbagliare, ma che l'ANPI possa aver sostenuto anche soltanto per un secondo che le foibe e Basovizza sono un'invenzione ci lascia sgomenti. Piovono reazioni incessantemente al post negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo che parla di foibe come invenzione storica. Il post comparso è sbagliato e non rappresenta affatto la posizione della nostra associazione, chiariscono dall'ANPI nazionale, accusando la destra estrema di aver scatenato una campagna stampa contro i partigiani e l'eredità che hanno lasciato. Io sto alla dichiarazione del presidente dell'ANPI di Rovigo, che non sa nemmeno chi l'abbia messo questo post, ormai su Facebook gira di tutto e di più. Ma noi la posizione come ANPI, ma come ANPI complessivamente a livello e locale e nazionale è sempre stata chiara su questa questione delle foibe. Le foibe ci sono state, c'è stata tanta sofferenza da parte della popolazione, degli italiani che vivevano in quelle zone. Però occorre anche capire il contesto in cui avviene tutto questo, il contesto della guerra. Il caso di Rovigo però scuote il mondo politico. Il male peggiore per le nostre giovani generazioni, afferma il governatore Zaia, è il revisionismo che si alimenta di fake news e di web. Zaia non è l'unico esponente leghista a far sentire la sua voce. Dire che le foibe sono un'invenzione dei fascisti è un grave insulto alle vittime dei crimini dei partigiani jugoslavi, tuona l'eurodeputato Mario Borghezio, mentre per il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin rinnegare una tragedia simile è da pazzi. Mi confronterò con il ministro dell'interno Matteo Salvini, conclude, per capire quali provvedimenti prendere nei confronti della sezione ANPI di Rovigo, ma dall'associazione restano fermi in un necessario distinguo. Noi non neghiamo niente, non ci riconosciamo certamente in quel post, riconosciamo che le foibe sono state un grande dramma, però anche occorre vedere la parte degli altri, perché se andiamo in Slovenia e in Croazia loro raccontano un'altra storia e quindi occorre in qualche modo trovare la capacità di leggere la storia nel modo giusto. Le guerre civili purtroppo sono quel che sono.